Primo impegno del Consorzio Comunale di Agrigento, che si è riunito per l'approvazione di due provvedimenti inseriti all'ordine del giorno. Presenti il Presidente della Provincia Giuseppe Pendolino, coadiuvato dal Segretario Generale Pietro Amorosia, dai consiglieri del Libero Consorzio e dai dirigenti dell'ente. Il primo punto in discussione ha riguardato il recesso unilaterale della convenzione di segreteria tra il Libero Consorzio Comunale e il Comune di Palma di Montechiaro. Il provvedimento è stato approvato con l'astensione dei consiglieri Castronova, Longi, Terrana, Cinà e Nicastro. Il secondo punto all'ordine del giorno previsto ha riguardato un provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2025-2027 illustrato dal dirigente del settore contabile Fabrizio Caruana, che ha presentato la proposta. Si tratta nello specifico di uno stanziamento maggiore delle entrate da parte del governo regionale e di un finanziamento ricevuto con i fondi del PNRR sulla digitalizzazione delle procedure SUAP. Altra modifica alla variazione di bilancio ha riguardato la destinazione di 200.000 euro sulla fattibilità del progetto dell'aeroporto, dopo il parere favorevole espresso dall'ENAC sul sito al fine di rispondere alle varie osservazioni richieste dal Ministero delle Infrastrutture per l'inserimento di Agrigento nel Piano Nazionale Aeroporti. La proposta ha trovato l'accoglimento del Presidente Pendolino, dell'intero Consiglio del Libero Consorzio, che ha approvato all'unanimità il punto inserito all'ordine del giorno. Il Presidente Pendolino, a conclusione dei lavori, ha ringraziato l'intero Consiglio auspicando una collaborazione nell'interesse della comunità della provincia agrigentina.